Lucio Tiozzo, prego. Ma di storico, Presidente, in questa seduta vedo solamente la fine di un progetto politico che aveva visto la sua parte sostenere un'idea federalista della nostra regione, di una politica federalista nel nostro Paese, e l'incapacità di chi ha governato in questi anni il Paese di portare avanti questo tipo di riforma. Io sto attento oggi ai termini che uso, perché capisco bene che chi ci sta ascoltando, soprattutto fuori di quest'Aula, debba essere rispettato nelle proprie convinzioni, rispettato in quel comune sentire a volte che percepisco nella nostra regione di insoddisfazione dei veneti rispetto a come funziona la macchina pubblica, di come ognuno di noi penserebbe che quanto meglio sarebbe se avessimo tutte le risorse, i famosi 18 miliardi che ogni volta il Presidente Zaia cita giustamente come contropartita, come sarebbe stato e sarebbe stato positivo per la nostra gente, per le nostre attività, per la nostra socialità, avere una regione che si confrontava con le altre regioni, con costi standard, con una situazione che vedesse il Veneto, alcune importanti regioni del nord, essere prese ad esempio della qualità di buon governo, di utilizzo intelligente, puntuale, razionale delle risorse che vengono messe in campo. Tutti questi elementi che credo poi il collega Tesserin, con la sua solita passione, svilupperà in maniera ancora più alta, il sentirsi a volte vessati da un governo, da un centralismo statale. Negli ultimi tempi, tra l'altro, dobbiamo dircelo in questo Consiglio, le scelte che sono state fatte a livello centrale non sempre andavano nella direzione di sostenere un'idea federalista, una valorizzazione dei consigli regionali. Se mi permettete, credo che qualche cattivo esempio sia stato dato non solo nelle regioni del sud, ma in genere sul funzionamento dei consigli regionali, su come le risorse sono state spese. Tant'è, guardate, che se voi avete seguito recentemente anche i sondaggi che vengono fatti sugli imprenditori, su gruppi sociali e quant'altro, il tema del federalismo, il tema del ruolo delle regioni spesso è stato interpretato, è stato letto, secondo me in maniera sbagliata, come un orpello aggiuntivo di costi o addirittura un incremento di burocrazia dove i cittadini, le imprese devono sopportare la burocrazia nazionale, quella regionale e via discorrendo. Quindi è indubbio che siamo di fronte al bisogno di produrre delle riforme importanti in questo nostro Paese. È indubbio che bisogna avere il coraggio di affrontare con grande nettezza i temi legati a come mettiamo in equilibrio questo Paese e come riusciamo a rispondere alle sfide che abbiamo di fronte. La domanda che mi pongo con tutta onestà e sincerità è la strada che viene proposta dal collega Valdegamberi, la strada per rispondere a questa ansia, a queste necessità, a queste difficoltà che esistono nella nostra regione. Guardate, non passa giorno che noi non vediamo crisi aziendali, i 130.000 disoccupati che si sono creati in questi anni. Non passa giorno che non vediamo un'azienda, basti pensare alla vicenda dell'Ilva di Verona, ma le decine di crisi di piccole aziende che spesso non fanno clamore ma sono il tessuto portante della nostra regione. Allora mi sono posto in questi mesi, è il tema dell'indipendenza, il tema la strada che ci porta a risolvere questi problemi o è una capacità di buon governo
che dobbiamo mettere in campo in questa regione? Quali sono le sfide alte della politica, delle strategie politiche di questa regione? Ci sono. Guardate, io ho seguito un po' in ferie, ma anche per altre ragioni un po' costretto a stare a casa a seguire le vicende della politica veneta in questi ultimi tempi. Ma ho visto che i temi dominanti sono stati il dibattito sul tiramisù, il dibattito come dobbiamo intervenire per abbattere i cervi del Consiglio, tanti altri temi sicuramente che toccano la sensibilità e la funzione anche storica di alcune presenze nostre, però guardate, non sono questi i temi. Non sono questi i temi sono capire quali elementi di sviluppo, di crescita, quali scelte politiche mettiamo in campo in questo momento per tentare di agganciare la ripresa, una possibile ripresa, e rispondere alle centinaia di giovani che non trovano più posto di lavoro, non solo in Italia, non solo al sud, anche nella nostra regione. Vabbè, sto dicendo quello che penso, può far comodo, no? Ognuno poi risponderà prima alla propria coscienza e poi eventualmente agli elettori di quello che dice. Allora io penso, Presidente, che ci saremmo aspettati da te intanto un atteggiamento diverso in tutta questa partita. Se me lo permetti ti faccio un appunto. C'è stato un ordine del giorno che non abbiamo votato noi, ha votato la tua maggioranza, che ti dava a te il compito di individuare, non ti leggo esattamente la procedura, ma dava a te il compito di individuare un percorso. È anomala la versione Valdegamberi, tra l'altro Valdegamberi è uno che fino a un mese fa diceva che era contro la separazione, potremmo leggere il discorso di Valdegamberi per dire come sulle legittime aspettative di tante persone che ci stanno ascoltando ci siano anche di voltagabbana che magari per prendere qualche voto cambiano posizioni ideologiche, mentre rispetto quelli che hanno coerenza politica, che c'è un pensiero dietro le modifiche dei propri comportamenti. Allora, il Presidente doveva individuare un percorso. Qua siamo di fronte a un'incompiuta rispetto all'ordine del giorno che era stato votato dalla maggioranza. Noi no, non l'abbiamo votato, abbiamo votato un altro ordine del giorno che diceva, colleghi consiglieri, e lo diciamo ancora oggi con grande nettezza, stiamo nell'alveo della Costituzione, stiamo dentro l'articolo 116 che dà la possibilità, e lo ha citato prima anche il Presidente Zaia, dà la possibilità di aprire una fase contrattuale nei confronti del governo centrale, per chiedere più autonomia, per capire esattamente su alcune grandi partite che possono cambiare le sorti della nostra regione come possiamo metterci in un confronto serio col governo centrale. Questo mi permette di fare un altro ragionamento, perché ogni volta è salta fuori la vicenda della Catalogna, della Scozia, del Quebec. Allora vi chiedo, Presidente, siccome insomma, al di là delle diverse posizioni, credo che ci sia correttezza fra di noi nel confronto, andatevi a leggere attentamente le costituzioni di quei paesi. La Spagna, l'articolo 149 della sua Costituzione, lascia a maglie larghe la possibilità di una trattativa tra governo centrale e territori e lascia all'autonomia, agli statuti territoriali la possibilità di aprire il confronto. Ed è lì che si insinua il ragionamento e il percorso che è stato messo in campo in Spagna. La stessa cosa sta avvenendo nella Scozia. Noi abbiamo una Costituzione chiara, è all'interno della Costituzione che si tratteggiano i confini stretti di un rapporto tra Stato centrale e regioni. Presidente, tu sei stato anche ministro, si poteva fare una battaglia per cambiare la Costituzione. Io sono
No, ma sai, io non sono stato mica a governare questo paese, io sono un umile consigliere regionale prestato per poco tempo ancora a fare questo ruolo di coordinamento del mio gruppo, però chi ha avuto un ruolo centrale poteva porre il problema della modifica costituzionale, tentare di dire bene, allarghiamo le maglie della Costituzione su questo punto, perché sul tema della prima parte della Costituzione io resto ancora convinto che abbiamo, come si dice, la migliore Costituzione del mondo. Però laddove si tratta di aggiustare, come si dice, l'architettura del rapporto Stato centrale e regioni, molto probabilmente valeva la pena di discutere. Così molto probabilmente gli italiani a Devolution hanno votato, gli italiani si sono espressi. Hai capito? Gli italiani hanno votato contro. Allora, c'era la possibilità di lavorare per modificare la Costituzione. Io credo che la sfida dobbiamo giocare su due fronti. Da una parte, tra l'altro a livello nazionale in questo momento, sto governo, pur nelle sue difficoltà, si sta ponendo il problema di fare alcune modifiche alla Costituzione, in un dibattito molto complicato e difficile su scala nazionale. Stiamo su questo pezzo e dall'altra parte noi proponiamo di stare sul pezzo che riguarda la modifica del titolo quinto, gli articoli 116 e 117. Lì siamo. Per quanto ci riguarda, l'abbiamo detto con chiarezza, lo sanno anche quelli che ci stanno ascoltando, che dall'inizio noi siamo stati su questa posizione. Semmai riteniamo che dal 2001 ad oggi non c'è stato solamente, attenzione, Zaia sta governando da 3 anni e mezzo come Presidente, però in questi anni una maggioranza PDL Lega ha governato questa regione, molto probabilmente poteva, in primis il Presidente Galan, che mi sembra oggi abbia dichiarato nei strumenti nuovi di comunicazione che consiglia il PDL di votare a favore di questo referendum. Allora, molto probabilmente anche Zaia e Galan potevano sull'articolo 116 attivarsi prima e forse non saremmo in questa condizione. A questo punto, cosa diciamo noi di questo Consiglio? Noi riteniamo che a questo punto si debba andare al voto. Abbiamo valutato attentamente in queste ore, con grande attenzione, l'idea se uscire e stare in aula. Noi preannunciamo già da adesso che resteremo in aula. Se si va al voto sul provvedimento, noi diremo no, perché riteniamo che questo provvedimento sia illegittimo. Presidente, sia illegittimo per quanto ritiene l'articolo 5 e per le conseguenze che possono essere dettate dal 126. Diciamo di più, Presidente, qua non ci sono 4 grulli di consiglieri dell'opposizione o io che non ho sicuramente una preparazione giuridica. Noi abbiamo il suo ufficio legale, non quello della Scozia, non quello dell'Emilia Romagna, i suoi avvocati ci dicono che è illegale. I nostri avvocati, la nostra avvocatura del Consiglio ci dice che stiamo facendo una cosa illegale. Non che forse vedremo tutto quel percorso che lei ha individuato per tentare di tranquillizzare i consiglieri regionali. Che confermi, sono tutto a verbale, quello che dici te è quello che dico io. E come a verbale ci sono, e mettiamo a verbale, tutti i provvedimenti, le dichiarazioni e le prese di posizione, non solo dei tecnici che hai proposto tu. Tra l'altro, compito tuo era quello di arrivare qui in Consiglio con una sintesi delle valutazioni che gli esperti avevano fatto, cosa che non hai fatto, perché hai lasciato. Perché se si andava tra l'altro a maggioranza a decidere su la maggioranza dei giuristi che sono stati chiamati, tutti quanti propendono per dire che il referendum a Costituzione vigente, se si cambierà, discutiamone, a Costituzione vigente non è possibile fare nessun tipo di modifica. Quindi abbiamo tutti i giuristi
oltre alle evocature di Giunta e di Consiglio che ci dicono che siamo nella strada sbagliata. Per questo noi insistiamo a dirvi, e chiudo, che è sbagliato andare verso questa impostazione. Resteremo in aula a dire no in maniera chiara a questo provvedimento. La maggioranza, c'è una maggioranza che ha votato la mozione che ti dava mandato, ritiene che sia compiuto quel lavoro, si va al voto. Se la maggioranza ritiene di individuare altri percorsi, perché non chiusa quella fase istruttoria che ti era stata delegata, lo dica in questo Consiglio e in quel contesto valuteremo la posizione del Partito Democratico. Se si decide di andare a voto sul provvedimento, noi staremo in aula e voteremo contro.